Ci troviamo nel porto di Vado Ligure, dove sono in corso le opere di realizzazione della nuova diga foranea. Attualmente sono in corso 2 fasi di lavorazione. La prima fase consiste nella demolizione del muro paraonde della sovrastruttura al fine di liberare i cassoni esistenti della vecchia diga. La successiva fase è quella di salpamento di questi cassoni per il posizionamento nella nuova sede di progetto. L'attività di salpamento è un'attività molto particolare e consiste nella rimessa in galleggiamento dei vecchi cassoni della diga in modo da poterli poi trasportare fino alla prevista sede di progetto. Il tutto viene fatto con una preventiva concertazione con gli organi competenti, quali Capitaneria, Autorità Portuale, Servizi Tecnico-Nautici, tenendo sempre ben presente che deve essere sempre mantenuta l'operatività del porto. Ad oggi sono stati posizionati a mare numero 8 cassoni, di cui 4 nuovi. Restano da salpare e posizionare a mare ulteriori 8 cassoni in modo da ottenere la configurazione finale dell'infrastruttura di progetto e poterla così collegare alla diga esistente.